24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale. La Regione del Veneto è impegnata da più di un anno per creare con il Friuli Venezia Giulia e l'Emilia Romagna il distretto Alto Adriatico, per unire intenti ed esigenze delle tre regioni interessate, dando loro l'autorità per essere interlocutore istituzionale del Ministero e in sede comunitaria in qualità di unico organo portatore dell'interesse del settore pesca di un'area che ha caratteristiche del tutto uniche e diverse da quelle degli altri mari. Lo ha ribadito l'assessore regionale alla pesca Franco Manzato, a fronte delle richieste per la nomina di un commissario che sia interfaccia con i referenti nazionali e sovranazionali. Il 2 febbraio prossimo Manzato a Verona incontrerà il ministro Mario Catania in occasione di Feria Agricola 2012. Nell'ultima settimana l'incidenza dell'influenza stagionale in Veneto è fortemente aumentata, passando da 29,3 malati per 10.000 di quella precedente a 55,1. Si stima quindi che le persone colpite dal virus siano salite a circa 27.000, nella precedente rilevazione erano 14.500. Ne ha dato notizia l'assessore alla sanità Luca Coletto sulla base del rapporto settimanale della Direzione Regionale Prevenzione elaborato su dati inviati dalla rete di 80 medici sentinella sul territorio. L'andamento, ha sottolineato Coletto, rientra nella normalità ed è in linea con quello delle precedenti stagioni. Come abbondantemente previsto, ci stiamo avvicinando alla fase di picco e i numeri aumentano, ma si tratta di una situazione che non preoccupa. Diventeranno sede di alcune delle tante associazioni di volontariato presenti nel territorio comunale i locali della stazione di Adria, lasciati liberi dal personale di Rete Ferroviaria Italiana, e quelli della biglietteria, chiusa dall'inizio dell'anno corrente nell'ambito del processo di efficientamento attuato per recuperare e ottimizzare le risorse finanziarie. Analoga prospettiva potrebbe aprirsi per l'edificio della stazione della frazione di Baricetta, da tempo abbandonata e murata, per la quale occorrerà valutare i costi relativi alla restituzione di funzionalità al fabbricato. È questo lo scenario delineato dall'assessore alle politiche della mobilità del Veneto Renato Chisso e dal sindaco Massimo Barbuiani, accompagnati dal consigliere comunale Mauro Mainardi al termine della visita effettuata agli spazi attualmente disponibili nella stazione del capoluogo. Nella provincia di Verona il peso degli infortuni nel settore agricoltura è pari ad un terzo di quello dell'intero Veneto. Nell'ultimo biennio, in termini di numeri assoluti, si è registrato un calo degli infortuni, mentre per quanto riguarda i casi mortali si evidenzia un aumento sia a livello locale che regionale. La percentuale di infortuni gravi del settore agricolo è inoltre decisamente più elevata rispetto ad altri settori. Ed è proprio per questo motivo che Confagricoltura Verona e INAIL Verona hanno avviato il progetto Autonomi in Sicurezza, con l'obiettivo di diffondere la cultura sulla sicurezza in tutti i luoghi di lavoro. Verona è tra gli infortuni certamente la provincia che ne ha il maggior numero, non perché ci sia una minor cultura dell'infortunistica, ma perché l'agricoltura di Verona è un'agricoltura particolarmente sviluppata, particolarmente innovativa. Si coltiva praticamente di tutto, ci sono numerose imprese, numerosi dipendenti, anche se il nostro progetto, fatto in collaborazione con l'INAIL, si rivolge non al lavoratore dipendente ma al lavoratore autonomo. Ma l'INAIL finanzia parte di questo progetto, un cofinanziamento, e quindi verranno fatte delle visite in azienda da parte di tecnici specializzati che praticamente verranno a formare i lavoratori autonomi. Questa riteniamo sia un'attività molto concreta, molto importante e di cui vedremo sicuramente in futuro i frutti. Un
catanese di 27 anni, domiciliato ad Adria, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo. Al termine di un'improvvisa perquisizione nella sua abitazione, i militari hanno sequestrato un'arma a giocattolo modificata e resa quindi a tutti gli effetti un'arma comune da sparo tipo Beretta con un calibro di 8 mm. La pistola era perfettamente funzionante. Trovato anche il caricatore con all'interno 2 colpi calibro 7,65 mm integri. Gli inquirenti sospettano che tale arma sia servita per compiere nel territorio del Basso Polesine azioni criminali cruente, magari anche recenti. L'uomo ora è in carcere a Rovigo, con l'accusa di detenzione illegale di arma comune da sparo alterata, detenzione illegale di munizioni e ricettazione. Save oltre ogni record. Gli scali Marco Polo di Venezia e il Canova di Treviso hanno fatto registrare nel 2011 un boom del traffico di passeggeri. Tutti i particolari su Industria e Finanza. Ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale.